Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. Tanti piccoli e profondi passi in avanti, questa è la marcia organizzata dal comune di Joppolo Giancaccio in provincia di Agrigento, una manifestazione di successo arrivata al suo terzo anno, un cammino non solo reale che parte da Raffadali per raggiungere Joppolo ma anche ideale, che segna l'unione e l'impegno di tutti nel lanciare un messaggio di lotta alla mafia e nel ricordare le sue vittime. Più di 1000 studenti della provincia di Agrigento partono da Raffadali, raggiungono Joppolo, un cammino non solo materiale ma soprattutto ideale per lanciare un messaggio forte. Un messaggio forte che parte da Raffadali verso Joppolo, un ponte che unisce due comunità ma unisce le tante diversità che caratterizzano il nostro territorio, perché la diversità possa essere ricchezza e possa essere un grande messaggio di pace, di speranza e soprattutto di un messaggio che possa portare il mafioso a convertirsi verso un percorso migliore per assicurare ai più giovani appunto la speranza del futuro, a consegnare questo mondo che purtroppo, grazie anche alla incompetenza molte volte di chi ci governa, soffre sotto tanti aspetti. Quindi un grande grazie va a tutti gli organizzatori, che non è soltanto il comune di Joppolo Giancaccio, sono i volontari, le forze di polizia, sono i direttori scolastici e soprattutto i grandi professori che ogni giorno hanno contatto con i ragazzi, hanno il compito, il dovere di insegnare qualcosa di più. La memoria, il ricordo ci aiuterà sicuramente ad assumere più consapevolezza di tutto questo e a riuscire a fare passo passo ogni giorno qualcosa di buono. Siete contente di essere qui? Cosa avete organizzato per questa marcia? Abbiamo organizzato un complotto contro la mafia. Oggi stiamo organizzando una gita contro la mafia, abbiamo fatto un cartellone contro la mafia perché la mafia è una cosa brutta e la mafia si deve contrastare. Come spiegare ai bambini cos'è la mafia, come fargli capire loro le brutture del passato? Allora, intanto noi partiamo da quelle che sono le situazioni concrete, è quello del rispetto dell'altro, dell'accettazione della regola, spiegare ciò che sono i diritti e ciò che sono i doveri, che tutto non è dovuto, che la via facile non è quella della giustizia e della legalità. E poi andiamo sulle situazioni veramente vissute, partendo da quella che è la realtà presente, facendo conoscere la vita dei nostri grandi che sono morti proprio per il senso della giustizia e della legalità, partendo da Falcone e Borsellino, che sono per loro l'emblema che conoscono tutti, vedendo filmati e cercando di andare a capire che cos'è la mafia, cos'è l'antimafia, con le piccole parole, cercando di farle entrare nella situazione e sperando che poi queste manifestazioni così che coinvolgono, che fanno sentire tutti vicini, alla fine possano dare dei risultati per un cambiamento di quella che è una terra della Sicilia che è meravigliosa. Siamo col baby sindaco di Joppolo Giancaccio, oggi una manifestazione
manifestazione importante, è arrivata alla sua terza edizione e siete voi il fulcro di questa manifestazione, gli alunni, i ragazzi, i bambini dei paesi della provincia che prendono una posizione forte e chiara. Già dall'inizio dell'anno abbiamo preparato un delo dove è rappresentata la piovra, che è simbolo della mafia, che allunga la sua mano sull'agricoltura, sul pizzo, sulla droga e sulla prostituzione. Quindi io sono molto felice di partecipare perché e auguro a tutti noi giovani di poter ispirarci a queste idee di queste vittime mafiose. È stata ribattezzata la marcia della memoria e dell'impegno, segno che ognuno deve fare qualcosa per ricordare quello che è stato affinché non accada più. Un ruolo importante lo giocano le istituzioni. Ma tra i vari manifesti tanto bellissimi che ci sono qua per le vie di Joppolo, con le foto dei bambini e con delle frasi di Don Pino Puglisi, Falcone Basino, c'è una secondo me che racchiude un pochettino tutto. C'è sempre da fare qualcosa contro la mafia. Allora la giornata di oggi richiama questo impegno che non deve essere mai e poi mai abbandonato. C'è sempre da fare qualcosa. La manifestazione di oggi è quel qualcosa che si aggiunge al qualcosa dei giorni passati e dei giorni a venire, in modo che il qualcosa da fare contro la mafia sia sempre. Il futuro parte da questi ragazzi e parte da noi, istituzioni e non, che tutti insieme dobbiamo cercare di fare risvegliare questa terra portandola verso le cose giuste, vere, e quindi io personalmente ritengo, qui siamo tanti amministratori, io lo sono in veste di Presidente della Commissione Antimafia, ecco, ognuno di noi nel posto dove si trova deve fare fino in fondo il proprio dovere, non temere la verità e non avere paura di andare avanti secondo quel criterio di giustizia e di equità sociale. Questo vogliono oggi i giovani, ma lo vogliono anche gli anziani, lo vuole la Sicilia, lo vuole questa terra. Per cui, come avete visto, sono immagini di un servizio relativi alla marcia della legalità che il Comune di Joppolo organizza ogni anno. Noi diamo diversi premi, sapete che il festival parla di editoria, legalità, di identità siciliana. Per la legalità ieri sera abbiamo già premiato un libro e qui invece stasera vogliamo dare un premio ad un comune che ogni anno si impegna per portare avanti insieme alle scuole, agli istituti scolastici e non solo, l'idea della legalità attraverso i bambini con un messaggio molto forte. Abbiamo in sala Enzo Carruppa che è in rappresentanza del comune di Joppolo, non vedo il sindaco quindi suppongo che sia tu, vieni. Ciao Enzo, benvenuto. Allora, Joppolo organizza questa marcia. Sì, è stato un impegno che negli ultimi 3 anni ci ha tenuto molto impegnati, soprattutto ha coinvolto moltissimi operatori dal mondo dell'associazionismo, delle istituzioni e soprattutto il mondo scolastico. Joppolo è una piccola realtà, ovviamente non ha tutti questi alunni, no? Quindi noi riusciamo fortunatamente attraverso anche il coinvolgimento di operatori economici a prendere dei pullman e già incoraggiare gli istituti a inviarci i propri alunni, quindi abbiamo quasi una presenza di 800.000 alunni durante questa marcia che parte da Raffadali, quindi sono più di 3,5 km. Perché la marcia? Perché molte volte i ragazzi non amano stare seduti ore a sentire discorsi contro la mafia, quindi bisognava trovare un modo diverso. Loro vogliono fare una gita e hanno ragione. Quindi li impegniamo per diversi mesi un po' a trovare una forma, andando di linguaggio, a partecipare. Ed ecco abbiamo la scuola materna che giocano con i colori grazie al mondo dell'ACS che si è messo a disposizione. Abbiamo le unità cinofile che fanno le esibizioni di addestramento, di ricerca della droga, dell'esplosivo o della ricerca, no?
abbiamo tanti soggetti coinvolti in prima persona e poi c'è anche un momento che si distingue in quella mattinata dove un testimonial, un magistrato, il prefetto 2 anni fa, l'onorevole Musumeci, dicono 2 parole ancora meglio su questo argomento. Grazie a questa manifestazione abbiamo realizzato questo monumento alle vittime di mafia che mi onoro di dire è il primo in provincia di Agrigento. Ogni anno viene fatto questo omaggio floreale, ma soprattutto la manifestazione tende a esaltare quella che è la bellezza della vita, no? Parliamo ai bambini quando è bella la vita perché così possono capire quando è brutta la mafia. Un segno molto bello che usiamo è che quando partiamo da Raffadali consegniamo ai ragazzi un badge riconoscitivo dove loro non mettono il loro nome, ma dove trovano scritto il nome di una vittima di mafia. Il loro impegno è che ogni giorno di quell'anno che magari lo separa dal successivo sia quello di conoscere chi è quella vittima, la famiglia, la storia, il perché, e magari trarre un esempio. E vi devo dire che a distanza di tempo qualche ritorno c'è, il bambino che chiede alla mamma chi è questa persona, si collegano su Wikipedia e quindi magari cominciano, perché penso che la lotta alla mafia non è soltanto la lotta ai mafiosi, è la lotta alla cultura mafiosa che purtroppo un poco tutti ci troviamo dietro, e quindi la lotta alla mafia soprattutto è la lotta a sopruso di ogni giorno, no? Quindi al piccolo bullo che cresce nella scuola e che non deve diventare grande, e quindi attraverso la bellezza, la cultura, e questa vostra iniziativa sicuramente è una grande espressione. Che voi fate un'iniziativa, c'è un applauso a Sterravella che cura ogni anno un'altra manifestazione importante che è il Gubbio e Meloni, alla quale ho partecipato anch'io perché a me piace partecipare e stare insieme agli altri, non chiusi. Il caos lo dobbiamo fare più spesso, intendendo come caos questo scambio fra diverse realtà associative, comuni e tutto il resto. Enzo, concludi che voglio chiamare un attimo chi ti deve premiare e consegnarti finalmente questo premio. Dico soltanto che ci sentiamo onorati di ricevere questo premio, ma mi sento di dedicarlo a tutti quelli che ogni giorno sono impegnati a difendere la vita, a tutelarla, a sostenerla, dalle forze dell'ordine ai direttori scolastici, agli insegnanti che ogni giorno sono a contatto con gli alunni e che tanto possono fare. Dedichiamolo a loro e dedichiamolo soprattutto a quanti ogni giorno nel silenzio riescono a fare un piccolo passo avanti in questo senso. La lotta alla mafia è l'impegno di tutti, quindi speriamo di avere prossime edizioni che possano sempre sottolineare. Noi siamo convinti e speriamo che il premio vi aiuti un attimo a avere anche più fiducia. Io chiamo l'onorevole Maria Iacono che è qui, che sta seguendo insieme a noi Caos, e quindi la invito a intanto Maria, se consegniamo questo premio puoi pagare una battuta sulla manifestazione. Premio gesti e parole di legalità al comune di Joppolo Giancaccio. Allora, onorevole, che ne pensi di questa manifestazione, che ne pensi di questo comune, in generale che cosa pensi, si direbbe? Quindi posso parlare di tutto, mi posso sbizzarrire. La manifestazione è una manifestazione molto bella e un premio letterario è qualcosa di già sperimentato in molte parti d'Italia. Questo premio però ha assunto fin dall'inizio un suo modo di essere. Nel titolo è perché è un premio itinerante, quindi vuole toccare tutti i comuni della provincia, anche se siamo arrivati mi pare alla 7ª, 8ª edizione. Quindi credo che la sua, io non so se sopravvivo per fare tutte e 43. La sua bellezza, la sua riuscita risiede anche nelle caratteristiche organizzative, oltre che ovviamente per quello che rappresenta, e quindi è un fatto particolare per questo. Credo che questo porti ovviamente un arricchimento al premio stesso, perché ne fa appunto una cosa particolare, non comune, e
questo arricchimento, questo viaggio, questo itinerario per i diversi luoghi penso darà ancora maggiori frutti al premio e a chi vi partecipa. E quindi grazie per questo sforzo, che è uno sforzo, ripeto, bellissimo e interessante e che, come dici tu, si intreccia anche con tutto il lavoro che si fa a livello dell'organizzazione di queste manifestazioni anche in altri comuni di questa provincia. Quindi bravo e grazie a tutti quelli che ti hanno coadiuvato in questo lavoro. Per quanto riguarda invece il premio al Comune di Joppolo, quello che mi sento di dire in una battuta brevissima è che le battaglie, anche le battaglie, quelle più importanti, come la battaglia appunto contro la mafia, si fa non soltanto, lo dico da legislatore, con le norme che il Parlamento ha saputo mettere in campo anche contro la mafia in questa legislatura, lo si fa a livello culturale, ecco, portando ad esempio iniziative come quella di Joppolo, che sono anche un fiore all'occhiello, io credo, non solo per il Comune di Joppolo e per le istituzioni interessate, lo sono per ognuno di noi, perché in questa battaglia sappiamo che appunto è una battaglia di tutti e quindi anche questa forma innovativa portata avanti dal Comune, che ha coinvolto tutte le realtà di questa provincia ma anche le istituzioni a livello regionale, possa essere, come dire, una manifestazione in grado di apportare quel valore in più e che è appunto una lotta culturale, perché sappiamo benissimo che se la mafia riesce ad essere, come dire, ad avere queste radici profonde partendo dalle nostre realtà, è qui che dobbiamo combatterla. Allora, grazie onorevole. Grazie, spero che tu rimanga con noi fino alla fine. Enzo, ti ringrazio, auguri a te, alla tua giunta e sindaco.